Buenas noches a todos. Voy a hablar en español, me siento mucho más cómodo parlando in spagnolo. Voglio parlare in spagnolo, quindi preferisco e io farò da traduttore. ¿Hay algún problema con eso? C'è qualche problema? Gracias. Sí, bueno, primero que todo agradecer sobremanera la invitación a esta actividad. Innanzitutto voglio ringraziarvi per l'invito a questa iniziativa. También agradecer, ¿no?, todo el grupo que me acompaña acá. Sé que son personas realmente dignas, ¿no?, de tener a mi lado hoy acá. Ed è un piacere avere delle persone così importanti e degne al mio lato. Y también agradecer sobre todo la oportunidad hoy e avere l'opportunità oggi de poder hablar un poco o una parte de lo que es Cuba. e di poter parlare oggi di quello che è Cuba, o perlomeno una parte di quello che è Cuba. Una de las partes más hermosas que tiene nuestra revolución y nuestra Cuba es la ayuda humanitaria. Una delle parti più meravigliose, più gloriose della nostra Cuba, che è l'aiuto umanitario. Una ayuda humanitaria que es prácticamente consustancial a nuestro proceso revolucionario de 60 años. È un aiuto che va, è la parte più sostanziale, più sostanziosa, che è la storia, che fa parte della storia della nostra rivoluzione da 60 anni a questa parte. Y que no se limita simplemente a la ayuda que estamos ahora dando con el COVID. E non è solamente l'aiuto che abbiamo dato oggi per la pandemia del Covid-19. La primera ayuda humanitaria o colaboración solidaria de Cuba data del año 63. Il primo aiuto solidario di Cuba è stato nell'anno 1963 en Argelia. in Algeria. Posteriormente hemos estado en más de 164 países y más de 400.000 médicos cubanos han prestado ayuda a lo largo del mundo entero. Successivamente siamo stati in 163 paesi e abbiamo inviato oltre 400.000 medici in tutto il mondo. Es una ayuda en la cual, como igual que hemos hecho con Italia y cuando vino acá la Brigada Médica, simplemente el objetivo principal es dar nuestro corazón, salvar vidas, sin nada, otra cosa cambia. L'unica cosa che abbiamo voluto offrire non solamente all'Italia, come è successo con le due brigate che sono arrivate, ma in tutto il mondo, è offrire il nostro cuore, il nostro aiuto umano. En este caso, en las dos brigadas de Italia, fui testigo directamente de ambas brigadas porque vinieron hacia el norte de Italia. Nel caso dell'Italia sono stato testimone del lavoro che hanno svolto qua in Italia, in particolar modo nel nord Italia, a Crema e a Torino. Sono stato testimone del lavoro che hanno fatto. Efectivamente, en Crema, increíblemente, es decir, después que la brigada médica estuvo en Crema, Crema se convirtió en algo bien importante para Cuba. Les puedo confesar que antes nadie sabía en Cuba que existía Crema. E lo dico anche con un po' di emozione. A Cuba non si conosceva minimamente che cosa fosse crema. Crema uno può immaginare, a Cuba la crema si può immaginare un dolce o qualcosa del genere. Successivamente adesso Cuba conosce che cos'è crema grazie al lavoro che hanno svolto i medici cubani, la grande opera umana e non solamente dal punto di vista sanitario che hanno svolto i medici cubani in questa città lombarda. Y créanme, realmente que después de esa brigada la visión de Crema cambió también sobre Cuba. E successivamente, dopo il lavoro svolto dai medici cubani a Crema, la visione dei cittadini cubani di Crema su Cuba è completamente cambiata. No solo vinieron a darle amor a Crema, sino también a salvar vidas. Cuando la brigada regresó, se podían ver las lágrimas de todos los ciudadanos de Crema agradeciendo la ayuda cubana. Non hanno portato solamente amore, ma hanno salvato vite, e questo si è potuto vedere il giorno che la brigata medica cubana è tornata a Cuba. Tantissimi cittadini di Crema piangevano, avevano le lacrime agli occhi nel vedere i medici cubani che tornavano nel proprio paese. Y lo mismo que pasó con Crema pasó en Torino. Y nuestra brigada también en Torino creó un precedente no solo para la relación bilateral entre ambos países, sino también entre los pueblos de Italia y Cuba.
E successivamente la stessa cosa è successa a Torino, dove si è creato proprio un rapporto di fratellanza tra la popolazione, tra il popolo di Torino e i medici cubani. Veramente si sono creati legami indissolubili. Y nosotros sobre todo esperamos que esa colaboración no solo se limite a este momento tan triste para todos, sino también que llegue mucho más allá. En muchos de los hospitales que visitamos, el intercambio con las autoridades italianas, tenían mucho interés de conocer más el sistema de salud cubano, cómo aprender más de nuestro también sistema de salud. Noi auspichiamo che non si fermi solamente alla collaborazione e all'aiuto che hanno dato i medici cubani, auspichiamo che questo possa andare oltre, quindi creare legami di rapporti tra la sanità italiana e la sanità cubana, quindi tra gli ospedali italiani e gli ospedali cubani, perché c'è una grande differenza sostanziale tra la prevenzione cubana e la cura italiana. Sobre todo se aprendió mucho, es decir, la tecnología por supuesto que tiene Italia, nosotros ni soñar con ella, ¿no? En cuanto a tener en los hospitales, pero sí la preparación y la capacidad de nuestros médicos era al mismo nivel, pero aprendieron sobre todo los italianos más que el intercambio como tal con nuestros galenos, fue el hecho de cómo nuestros galenos trataban directamente, es decir, tocar al paciente, darle esa noción de amor, y se dieron cuenta que eso es fundamental en cualquier tratamiento médico. È chiaro che la differenza dal punto di vista tecnologico esiste ed è reale e si può toccare, ma il rapporto umano, il rapporto diretto, l'amore che hanno visto i medici cubani trattare i pazienti italiani è completamente differente. Il rapporto umano, il paziente non è un numero, il paziente è un essere umano. Questo i cittadini italiani lo hanno potuto constatare sulla propria pelle, e questa è stata la grande differenza. Da questo punto di vista non c'è stata nessuna differenza. Noi abbiamo dato il nostro amore e vi posso dire, e vi può dire perché lui l'ha vissuto personalmente, che è stato molto apprezzato, che c'è una grande differenza da questo punto di vista. Non è un numero, ma è un essere umano. Sin embargo, también queremos agradecer de todo corazón a las autoridades italianas y sobre todo también a los ciudadanos italianos el amor que dieron hacia nuestros médicos. Nuestros médicos se sintieron como en casa. Caminaban por las calles de Torino, por las calles de Crema, y todo el pueblo los aplaudía. Es decir, un gran amor y una gran acogida. Eso lo queremos agradecer realmente. Vogliamo ringraziare comunque le istituzioni cubane e anche il popolo, e le istituzioni italiane e anche il popolo italiano, perché dovunque passeggiavano i medici cubani, ogni volta sia a Crema che a Torino hanno ricevuto grandissimi applausi. Io ho visto delle immagini, in particolar modo a Crema, sfilare per il centro di Crema i medici cubani e una onda di persone applaudirli mentre andavano nella piazza principale, la piazza Garibaldi di Crema, e vedere applaudire questi medici che sono venuti da un'isola così distante per accudire il nostro popolo. Questa è la cosa che rende orgogliosi questo popolo. Sin embargo, todo esto lo hemos hecho en medio de un recrudecimiento brutal del bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba. E tutto questo l'abbiamo fatto nonostante il rafforzamento del blocco da parte degli Stati Uniti contro Cuba. Nunca ninguna administración antes de los Estados Unidos había recrudecido tanto el bloqueo hacia Cuba como la administración Trump. Nessuna amministrazione aveva mai rafforzato il blocco come l'amministrazione Trump sta facendo oggi nei confronti di Cuba. Han evitado que a Cuba lleguen insumos médicos, nos bloquearon la compra de maquinarias para la respiración artificial, una gran donación de una empresa basificada en China, pero con origen norteamericano también de insumos. Estados Unidos la bloqueó en medio de esta pandemia, es decir, no nos ha llegado ningún insumo por parte de muchos países debido a que Estados Unidos la ha bloqueado. Nessun medicamento è potuto aggiungere a Cuba
e neanche i respiratori. In un momento così difficile gli Stati Uniti, anche macchinari cinesi che avevano comunque sia del materiale americano, sono stati bloccati, quindi Cuba si è trovata a non poter importare nulla in un momento così difficile della pandemia del Covid-19 per colpa del blocco degli Stati Uniti. Sin embargo, no solo hemos logrado controlar de manera eficiente la pandemia en Cuba, sino también que hemos enviado brigadas médicas, más de 30 brigadas médicas a más de 70 países del mundo. E nonostante tutto, è abbastanza facile da capire, nonostante questo criminale blocco, siamo riusciti a mandare 30 brigate in diversi paesi del mondo. Più di 30 brigate in diversi paesi del mondo. En este momento también tenemos ya un candidato vacunal. Es decir, ya Cuba tiene ya produciendo prácticamente la primera vacuna para el COVID. E in questo momento Cuba ha il primo vaccino. Cuba, una piccola isola di 11 milioni di abitanti, ha il primo vaccino contro il Covid e già lo stanno sperimentando sulle persone. E si chiama Soberano, che in italiano significa sovrano. Sin embargo, con este bloqueo lo que quieren siempre, durante más de 60 años, ha sido doblegar por hambre y desesperación nuestro país, y eso no lo lograrán. No lo lograrán porque podrán haber no solo un bloqueo, podrán haber miles de bloqueos, y ese bloqueo jamás quebrantará la voluntad firme del pueblo de Cuba de seguir teniendo una sociedad libre, independiente y próspera. Non riusciranno a piegarci, perché noi siamo un paese libero e sovrano. Né blocco né tempeste potranno fermare la nostra rivoluzione. Y sepan que en cualquier momento que necesiten ayuda de Cuba la van a tener, porque somos un pueblo humanitario y siempre lo vamos a brindar. Y pueden contar con Cuba no solo por el COVID, podrán contar con Cuba para cualquier situación que tengan de ahora en adelante. Gracias. Potete contare su Cuba, non solamente in caso come è successo con la Covid, ma per qualsiasi cosa, perché Cuba è un paese solidale. Grazie. Volevo ringraziare tutti quanti quelli che sono intervenuti, mi pare che sia stata una serata particolarmente interessante. Ringrazio naturalmente il console di Cuba, ringrazio anche se non è presente l'ambasciatrice del Venezuela. Noi abbiamo bisogno di punti di riferimento, questa è una questione fondamentale. Io credo che noi abbiamo titolato questa iniziativa di questa sera Cuba un'altra storia, noi abbiamo bisogno di un'altra storia. Dentro un mondo in cui si approfondiscono i conflitti e le ragioni del conflitto, geopolitici, sociali, dove l'idea insomma della guerra di tutti contro ognuno è come dire l'elemento trainante del pensiero borghese, del pensiero dominante, noi dobbiamo avere la capacità di proporre un'alternativa. E quello che ci hanno detto i compagni cubani, quello che hanno fatto soprattutto i compagni cubani nella loro storia passata e anche nel recente, credo sia un insegnamento che è un valore fondamentale anche per il futuro. Noi siamo dentro un mondo dove la necessità della solidarietà, della condivisione, del fatto di riconoscerci che siamo un'unica umanità, un elemento fondamentale. E quindi senza perdere ulteriore tempo io credo che sia questo il punto fondamentale, sia dell'insegnamento della rivoluzione cubana, l'insegnamento dei compagni e delle compagne che ci sono battuti in questi anni contro il tentativo continuo, insistente e ripetuto da parte degli Stati Uniti di soffocare la rivoluzione cubana, perché la rivoluzione cubana è un'altra storia, dice di un'altra possibilità, dice di un altro mondo possibile. A questo noi facciamo riferimento e a questo noi continueremo a guardare, perché pensiamo che se era giusto ieri lo è ancora più giusto per il domani e per il nostro futuro, perché altrimenti il futuro sarà guerra e distruzione. Saluto a tutti.